pronti, avanti, allora entrai dentro. Va bene, Io sono Vanessa. Io sono Francesco. Siamo venuti a intervistare Nonna Marcella sull'età del terremoto. Signora? c'è un dire. Il nome? Io vi avvito Marcella, Borgo Ploz. Benissimo. Vanessa, leggi? Cosa ti ricordi dei momenti e dei giorni che hanno preceduto il sisma? C'erano state alcune premonizioni, ad esempio il comportamento anomalo degli animali? Sinto, sasco sinto. Noi in quattro. Allora, se i giorni prima del terremoto c'era stata qualcosa di strano, tipo il chialto, roba così. No, lui alle nome chialte e bombe, un chialt che mai. Sì? Dove ti trovavi quando la terra ha cominciato a tremare? Con chi? Cosa stavi facendo? Ero in casa con mio ompe e una mia cognave e io avevo la fame e la doccia sul parsore e che volta il mio ompe mi disse via che venga il terremoto e mi ha sbuttato le funde porte di casa E ci è succeduto dopo? e mi è succeduto di state strade tutte la notte e a minore si glaz abbiamo si sconvisto. Ma la chiesa ha tremato, laghe, lade. No, è a tremato, ma però era sempre come che è come. Ma erano chiese nuove o una chiesa? Era in chiese nuove, quelle vi fate dal 76, tutte col cemento armato. Ah, perché allora, sì. Sì, non aveva fatto questa te. E allora hai saltate fuori vestite per là a fare la doccia? Sì. Purtroppo è succeduto così. Succede di tutto. Eh. E con cui si saltate fuori? Con sompe, Con gnome, una bonde? surda gnome, che era che veniva da Catanos. E allora tutti fuori in strada, In avioni strada, c'è che succede? Sì, è vero, stato là. E il rumore, allora balava la tiare. E era anche sclapaduro, scae là, ma ormai era già passato il pies. Ma l'è durata bonda, l'è durata quasi un minuto, arriva Sì, ma salta quando fuori. è durata il minuto ero in già strade, no, la seconda scorsa. Quindi già sul primo colpo sei stato fuori. Già sul primo colpo il mio ompe, dopo di salpia via che era il terremoto. Quando E io quindi venuto la seconda scorsa che ero in grosse? tutte strade. E quelli con cui vi siete trovati fuori, è arrivato a saltare fuori subito anche loro? Noi eri in strade. Sì, ma sono arrivati a saltare fuori subite o sono schiampati dopo quando era il greco? Ma chi è noi che è arrivata a saltare fuori? Perché non era nessuna chiesa crollate. Leggi la domanda. Cosa hai provato alla prima scossa? Cosa hai fatto? Cosa hai visto? Ho visto un gran un boato grande e lieve. Allora, un boato che faceva paura. Ma ha visto anche lampi, robe che si Come muovevano. che hai visto? Io ero in cucina lei, ho veduto una bella televisione che è colata Colate. e via, ho siglato. Ma ti ha fatto paura, ti ha fatto spacco? No, o di no? un colpo, Ma c'è che sei non arrivato si sapeva schiampato? che lei, perché non se l'ho mai sentito. Perché mi dici che me Maria è colata in Genoglon e non arrivava a muoversi o salta fuori. No, io sono saltata fuori lì, che il mio uomo che era qui mi ha sbuttato di fuori. E si là di fuori di strade, ho visto le strade. E dopo lui è partito, che le la cavioli a torca e là, la parentazza gli è tutte vive. Tipo, fatto così. Perché tutti questi snappis erano colati. Gli snappis. Gli snappis E i cops? No, i cops no. No. Gli snappis. Con movimenti chiari. È perché la chiave ha fatto così, no? Però dopo gli è Sembra tornato. E beh, di cemento armata è arrivata a Stampings. E dentro mobili sono ribaltati. No, i mobili erano in tazza. Perché col movimento
non so. Anche le remote, sì, ma no Lui a casa me di una bande da una parte del muro era tutto perfetto, di che altre bande si ne perdi gli sportelli, tutti i piatti fuori, tutta la roba per terra. Chi Ma non- insomma, non mi dici come io. Ma lui le giovani, io sono vecchie, non si dice se no. Francesco? Come ti sei organizzata per la notte? Chi hai trovato? Chi hai soccorso oppure chi ti ha soccorso? In che serie? Sì. Noi abbiamo state strade, dormito, state le scoviate, spat fuoco, come che facevi in dove? Sì, tirate fuori un due robe dalla casa. Sì, rimane a chiole le scoviate, sì, si tapponazza lì, ho visto no, che ne fa me lì, e dopo che fa me là, ho visto dove lì Impiato un sentati. fuoco. Piatto il fuoco e dopo le scoviate, sì, ho seguito da chiole scoviate e dopo sono arrivata ad ora della in chiesa a chiole lì. Avevate una radio o qualcosa a far Niente, sentire. qui levi all'inchiase. A chioli alti. Ma noi avevamo, che ne so, la macchina fuori, magari con la radio si sentiva. Ma chi non era Bruno Tesena le partì con la macchina condotta la famiglia. E allora siamo restati noi, chi di Cavicchio, lì, noi altri, chi Diego le relata amore, che sono tornati in Daur subite. E che famiglia che era in Essiore di Bissole. Sono stata lì, noi altri queste strade, tutte la notte. Impiato un fuoco, aspettate. Ma passavi a qualcuno ogni tanto. Chi che levi avione si sono visti, si sono morti. Ma allora è passato qualcuno. Qualche persona passava Che del paese. chi dal paese o anche pur per mettere di dire in avione alle un bif, alle morte che le succedono, no? Perché si sentivano sirene, si sentivano per radio dicevano di no entrare in chiesa, perché c'era il pericolo di altre scosse. Per radio abbiamo sentito che a Maiano era ridotto un fisco. Allora sì, noi abbiamo dormito in macchina per esempio, no? Pure in strada. No, noi altri che io vi stata lì tutte la notte. Io a Binore dopo, a Binore con che si la via io di me, la via mia madre, i miei fratelli, ma allora sì, se piede, si è, io se sono due visi, Matteo la via, no? Sì. Stiamo due bene, anche la via, le ridotte il borgo adunati insieme, a Sì, lì facevi certo. un fuoco. Perché che sono donne, si danno donne. E voi siete andati quindi a vedere dei vostri parenti, i vostri parenti io sono come venuti a noi, vedere di voi, telefono non dare, no? Poi Poi. abbiamo tutto il telefono dopo il terremoto. Sarà stato lì di Patocchio, poi dal bar. Ma di quelle Venerina. e dopo non marchiava neanche quello. Sì. E... Vanessa? Come e dove hai vissuto l'estate del 76? Cioè, durante l'estate dal terremoto, avete tirato sulle tende e dopo Io ho sempre siete lavorato sempre lavorato la campagna. Sempre stata a lavoro un po', si lavorava così, ma sempre sotto la tende. E nella tende, sì, uno arriva a stare, non arriva a Dopo hanno stare. fatto, chi di Cavicchio hanno fatto la loro chiasotte e noi in ottobre dopo si venuti in chiesa. Ma lì nella tenda avevate messo anche sotto gli sprays? Sì, avevi avevate fatto, avevi fatto come le chiasotte, con gli spray sotto. per mangiare? Per mangiare con Evin sul gas, di pur di parte di Cavicchio, sulla terrazza. Ma c'era una tettoia, un alc? Sì, sotto lì era la tettoia sotto lì, no. Lì facevi mangiare in due famiglie, insieme. E per il bagno? E Ah, si bagno, deve. non è che il bagno per solo, ma qui le via la Qui via. E per la tal gabinetto? Gabinetto, benché le si veniva a casa. Sì, si viveva, sì. Sì. Nonostante la paura. Avevi un gabinetto anche a basso. Anche a basso. E vabbè, avevi sempre il polso, se non è scosso magari ti arrivi anche in torso. E non è simpatico. Anche perché uno deve avere l'acqua comunque. Lassù con ieri in altre stanze a dormire, avevi il net, no altre lassù. Ieri in tanto. Parlavasi sempre in chiesa. Lavassi là che si poteva, La si voleva di corse. come Di noi. corse.
Lavorare alla campagna e quelli Sì, si è che... lavorato un po', Sì. si è fatto in manco un po' così, vedi. E dopo si deve là che anche a Svizzera, ieri io che fa me là, e si deve stesso, se la perché lo stesso, eh. per passarsi non le altro il tempo. Poi in autunno, per esempio, sarà stato da vendemmiare Ma gli è venuto niente aiutare a vendere mai. e là si metteva la roba. E la cantina Io com'era? avevo la cantina insomma so, e dopo che altri si hanno venduto la UE, come che venduto il genere. Ah, ho capito. No, Chi, penso chi non che- aveva la cantina ha venduto l'uva. La uve. Perché noi sì, se la cantina era mal messa, oppure magari la cantina non c'era, magari tirate fuori le botti e così, però la cantina non c'era, da si metteva la roba. E boh. Sì, non Spero è che non facile. torni finché si vive io. Speriamo, sì. Eh? Speriamo. Speriamo sì. È venuto qualcuno ad aiutarvi A vendere mai? a vendere ma anche a tirare sulle stendi, a biodivoatri, a fare sulla Benché se chiave. avevano gli oms altri che facevano dei bisogni, Mm, noi poveri di Dio. mm, Erano involontari i nostri oms, lì non si è portato un signor lì, che lavora di camion, non si è portato un telone grande, finché non si hanno portato le stendi, dove il borgo a dormire dentro. mhm. E dopo non sono andati sulle stendi, allora abbiamo dividuto un po' per Sì, fare sì, sì, per fare me. Barachis, robe così, sono rimasti dopo barachis. Alle baracche, io non ho avuto baracche, gli ha dato, no, chi in Clozzi, era nemmeno Bruno che l'ha avuto la baracca. E dopo avete fatto la chiesa subito allora? Quando è venuto brutto tempo, che è venuto E l'inverno? lì, e sotto la tenda, pigli la tenda e lì, sta lì, beh. Fin quando? Fin in novembre? In No, novembre non lo sai, quando è cominciato a venire il freddo non si è venuto in chiesa, perché il mio ma in chiesa tu l'hai? Nella chiesa? Sì, io sono venuto. Il mio ombra che fa una bronchite mi sono venuto a ritirarsi in chiesa. Ma allora la casa un pochettino, insomma, si arrivava a sta. E come Era spaccata, ma si si stava arrivava a sta. dentro, avevi pure mare ti portare qua, io che ho dormito sempre in che stanza qui, e non dormivo in tal salone la via di là. Ma il tetto non aveva avuto danni? No, non me li snappi se eri Come? partiti. E quindi dopo avete aggiustato la casa. Quando avete aggiustato la casa? Giustare anche molto un po', e 2 anni, 3 anni fa, ho fatto anche sistemiche, mi fate questi scoloni. E i volontari vi hanno aiutato a tirare sulle E stendi, non sono aiutata, accomodare? accomodata, e là sempre dopo un po' anche di furro, insomma hanno aiutato anche i volontari, sì, per noi lì, che hanno aiutato nei vorrei. Anche te chiamso, dove chi... No, torno la chiave. Torna a chiave. Perché come mi spaccati fu lì, ho lavorato lì, dopo dal bagno e dopo a Baschi non sono aiutata lì, non sono aiutata anche i volontari. Di dove erano? Di Bergamo? E eri di Bergamo, perché Avete tenuto contatti dopo? sì, con per loro? anni sono tenuto contatto. Vi hanno aiutato, sì, sono andati dal morale. Sì, e non sono tirato su di morale, ma State tutti di compagnie. ecco sì. E dopo avete mantenuto un po' i contatti con Sì, questa per un par gente? di anni sì. Dopo ormai si diventa, si piace l'amicizia. sì. Io sono 25 anni. Sì. Avete avuto parenti che sono venuti qua a aiutarvi a vedere di voi? O... Beh, io non, sono parenti, chi come venuto che a buone ci fa. Sì. Sono venute mie figlie subito un 2 giorni dopo dal terremoto sono rimasti. E da resto tutto mio frate viveva a Monte, lei era in 2 terremotati, la parentata, no? Beh, mi sarete aiutati un con l'altro, Sì. sì, un po' alla volta. Io ho portato a mia madre, con lei tenuto tutto l'inviato, con lei, e ha dormito in tante stanze qui. E noi dormiamo in tal salone. E che invece che avevi di lavoro, tipo, non so, Diego che lavorava in ferrovie e chi altri, c'è venuto a fare? A Diego l'ha fatto vita il suo salè lui, l'anno di finata, ha fatto la baracca, Sì. e dopo l'ha fatto un bel salè che lo ha bruciato, che ha fatto fuoco di notte, non era neanche nessuno che lì. E aveva fatto un bel salè lui. E dopo anche, non so, la Nadia,
chi altri, ognuno avrà fatto... Io la Toriana le lavora. Mm. Le lavora, dove, come dove. E lì bisogna chiaramente arrangiarsi, bisogna Mica aiutarsi. perché vivi, lavorare e vivi e l'hai levato, non buttarsi io perché guai se si comincia a rimettere. La notte è quella volta che è successa la scorsa. Siete rientrati dentro solo a prendere coperte, anche qualche abito, qualche roba. Ma no, cuviartes Cubiertes e e bombe. bonde. E bombe. Ieri già ieri due vestute ci mo. Mm. Che fanno me cuviartes, sti All'era calere. andiamo freddo. Vi Alla sera l'era fresco. No, vi per dire l'era un pianto di morire. Sì, ma di sera insomma si stava bene con le coperte. E poi c'è quella che ti dice, io non si dormiva niente, era il nome che si sentiva sirene di ogni bande, e che non con bestie, schiami che vacavano, non è stato una biele notte. No. A ricordarsi tutti che lì. Perché i giovani schi di che volte lì, chiaramente non si visi, non erano. E se era sbiel, no? Arriva a raccontare, c'è che c'è tutto, visarsi, arriva a tramandare, no? Soprattutto perché se succede un'altra volta sappiano cosa significa aiutarsi, cosa significa darsi una mano, cosa significa c'è che covente e c'è che non covente. Ma è stato proprio, ecco. E dopo anche noi a Binore, a 5 riunioni una più grande. Non più grande, ma anche che ieri, ne buone scorse. E ha tremata lì, ieri in un'altra si è tremata la strada che mai. E poi a settembre, all'estate, un'altra bella botta, perché mi vidi che è attaccata a Binore, a Chiosolare a Chiase, a Grugri, a muoversi giù. A settembre mi vidi è stato Ah, in settembre, in settembre è venuta un'altra. L'estate veramente un'altra. Ieri io che Eri in Franis da Pardù, in settembre era quasi come che di... quelli con quelli di maggio. Sì, quasi come che si di mai. Eri in Franis da Pardù, rumore. E pure. Ora perché si aveva già approvato, sai che voleva dire, che viene attaccato come guatris a riparare la chiesa, a sogno la sa lì, Mi lasciate lì. e quindi sconforto, paura di non arrivare a fare. Settembre è stata una botta. E a settembre è stata un'altra, e alla fine di buttaione in settembre. E lì, che volte lì ci avevo fatto. E lì avevi stato sempre in chiesa, lo stesso a dormire. Qualche dunque aveva via a Grado, Lignano. No. Come qui dice, aveva i miei mari con lei che erano vecchie, e ha sempre stato con lei con me. E lì non leve, gli hai detto, che baracche, ti tende a dormire, no? Avevi il fogolare con lei, no? E lì in tutte soglietta, lei a dormire sempre tranquilla lì, non leve là in nessun sito. In nessun sito, aveva 80 anni, passa. Colagno? Ha detto tanto che morì lo stesso. Sì. Il mio morì tanti anni. Allora io a Binoro gli papà veniva io e le avevo dato a dormire, mamma, ben disse, e vabbè. Dopo però si è venuto anche noi a dormire, io. E ho dormito anche io una notte in tenda, dopo non arrivavi, ho dormito in chiesa, anche se ballava la casa, anche se ballava il letto, ho dormito in chiesa sempre. Il Diego non te lo faceva stare in chiesa? No. Niente fa. Non sai io che alla stata un po' dormire qua e là, e dopo ho fatto la baracca, la iolitinata, e devi indurci a dormire, dopo si è fatto il suo sale per ore. Ma lui beve pure, io ero là su col treno, su Parcadise, con le ticchiatazzo, dopo, sai io, dopo Turbiet, no, dopo Limone, non sai io, insomma, le tornate da ora subite, e la sola tremata, qui di chi? Sì, montagne, sì. E vabbè, spero che non torni. Speri, sì. Va bene, grazie. E non Ciarinca. ti appiaglioni. Oh,
O chiappi un tic la chiave, tanto per sapere la cosina a girare. E le piccole cosine che cade.